Il mobile e la sedia non sono soltanto oggetti funzionali, oggetti della quotidianità anche, ma sono soprattutto anche oggetti simbolo, sono oggetti di cultura. Adolf Loos parlava di una archicultura perché ci portano echi dei nostri viaggi, delle nostre memorie, dunque sono molto più ampi che non solamente oggetti funzionali. Anche nel futuro per questi oggetti esiste un'ambivalenza, esistono delle novità, però come diceva, cito di nuovo Adolf Loos, una novità che non è miglioramento, è peggioramento. Dunque anche qui dovremo rifarsi a interpretare, a rinvigorire un po' quello che è il nostro patrimonio della tradizione e naturalmente inventare la sedia, inventare un oggetto che esprima appunto il nostro tempo. Cioè non si tratta solamente di mercato, non si tratta solamente di charme che resiste a 2 o 3 stagioni, ma si tratta di oggetti con una resistenza, come diceva Heidegger, di una temporalità più lunga e più ampia. Credo che il rilancio dipenda molto dalle persone, saper interpretare il tempo, lasciare da parte gli aspetti di conservazione, non solo politica ma proprio di abitudini, no? La sedia può diventare una cattiva abitudine, no? Tra virgolette ovviamente, senza abbandonarla. Può diventare una sorta di droga, no? Senza abbandonarla. Il territorio invece ha una qualità enorme di tipo industriale. Io insisto su questa parola di tipo industriale, non di tipo solo artigianale, insieme alla qualità artigianale di molti settori. Credo che questo ambito, questa area geografica sia come altre aree, quella che ci ospita oggi, la Brianza e Milano, le Marche e così via. Bisogna che questo territorio faccia forza su di sé, chiedendo aiuti anche al sistema, no? E non abbia timore a presentarsi come un luogo nel quale si disegna, si produce e si esporta, lasciando da parte un po' le conflittualità e i personalismi. Questo direi è un tema italiano, un tema anche friulano. Per quanto riguarda i territori, sia il design dei servizi, sia il food design, sia il design dei prodotti possono avere un'influenza strategica sull'economia, perché il design diventa una leva di innovazione non trascurabile da parte delle aziende e soprattutto oggi anche delle collettività. Quindi utilizzare il design come strumento di innovazione può servire anche a coloro che oggi pensano che il design sia qualcosa di lontano da loro. Per fare questo c'è una delegazione sul territorio e insieme a Friuli Venezia Giulia, ADI, alla Camera di Commercio abbiamo collaborato già spesso nella promozione di Promosedia e continueremo a farlo per valorizzare una risorsa territoriale. Generalmente le persone pensano che quando si parla di food design si stia parlando della forma di un cioccolatino, di un cibo, di un piatto, invece il food design può essere molto legato alla promozione del territorio, cioè il designer può diventare un regista strategico che mette insieme componenti diverse, cioè i produttori, la collettività, cioè il mondo politico o le associazioni, la Camera di Commercio, per sviluppare un progetto che promuova il territorio e che lo promuova in modo innovativo, cioè non basta più l'etichetta di un vino, non basta più un prodotto eccellente, bisogna anche poi comunicarlo all'interno di un progetto più grande. E quindi il design dei servizi per esempio, è un'attività che può essere davvero strategica, oltretutto con dei costi per le aziende che lo utilizzano molto più bassi di quello che loro possono pensare, perché il designer guadagna sul prodotto una volta che viene venduto, costa meno di un investimento in macchinario e quindi oggi in un momento di crisi è una risorsa a cui io consiglio di attingere in ogni occasione. Scenari futuri per il distretto della sedia, il design sicuramente, i materiali, un'attenta ricerca di forme e nuove possibilità date dai materiali, dal legno ai tessuti, dalle materie plastiche al metallo, sempre con attenzione all'ecologia, anzi alla sostenibilità.
queste per me sono le carte che a buon titolo il distretto della Sedia e le aziende che lo compongono può giocare. La qualità è sempre stata di casa nel distretto della Sedia, e l'importante è riaffermarla attraverso un impulso alla comunicazione soprattutto, e una sicurezza che le aziende devono avere nel procedere verso la strada della qualità, del design soprattutto.